Di nuovo buona serata a tutti i radioascoltatori, siamo in compagnia della Elvira Usai, neo sindaca, di nuovo rieletta, confermata, quindi siamo freschi proprio ancora emozionati per la notizia. Come ci si sente ad essere riconfermata? Allora, è una grande soddisfazione, praticamente sono estremamente emozionata, quindi in questo momento non ho insomma, tante parole al mio arco come le frecce, però posso dire semplicemente un grazie immenso a tutti i cittadini di San Giovanni Suergiu che mi hanno votata, che mi hanno riconfermata, che hanno compreso il lavoro e i sacrifici di questi 5 anni, di questa prima consigliatura. Quindi evidentemente il nostro lavoro è stato percepito, il nostro impegno idem, e non so neanche percentuali, non so numeri, non so nulla, quindi in questo momento è una notizia così che è arrivata e sono abbastanza emozionata, però è sicuramente un grande onore insomma, essere di nuovo il sindaco di questo bel paese. È stata una lunga campagna elettorale, intensa, però insomma siamo arrivati fino alla fine. Comunque a San Giovanni Suergiu diciamo vince donna ancora una volta e resta donna, resta femminile. Dobbiamo anche dire, Emanuele, che abbiamo qua con noi ospite anche Eloise Carboni, che era la competitor di Elvira Usai, e sinceramente io ho assistito alle prime congratulazioni che Eloise Carboni è stata la prima a congratularsi con Elvira, quindi l'abbiamo qua a dimostrazione del fatto che comunque anche noi donne possiamo essere coese e siamo anche in grado di riconoscere la vittoria delle nostre competitor. La parola a come è stata, sì, anche Eloise, giustamente, eccola qua, lasciamo a lei la parola così ci racconta come è stata questa campagna elettorale e giustamente quali saranno poi i progetti futuri. Prego. Eccoci, mi sentite? Sì, vi sento bene, sì sì. Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, sì, io ho appena incontrato Elvira, ovviamente ho voluto personalmente congratularmi con lei perché è un risultato inequivocabile. Io sono, come le ho già detto anche, ne abbiamo parlato anche spesso, era già un gran bel risultato che a San Giovanni Suergiu ci fossero solo 2 liste, un pezzettino di storia, diciamo, io e lei l'abbiamo scritta a San Giovanni Suergiu, perché per la prima volta solo 2 donne, io che sono da sempre in prima linea con la battaglia per la parità di genere, per le opportunità che devono essere anche date a noi donne. Per noi questa è una vittoria, io infatti vi ho sempre detto, comunque vada a San Giovanni vincerà una donna e questa è già una gran bella vittoria. Io le ho fatto le mie congratulazioni, so già che continuerò a lavorare tra i banchi dell'opposizione come ho fatto anche questi ultimi 5 anni, sempre anche in maniera costruttiva e propositiva. Abbiamo sempre diciamo, avuto modo di riscontrarlo reciprocamente con Elvira. Continuerò a farlo sempre con lo stesso spirito e dedizione perché anche quegli elettori che mi hanno diciamo, permesso di occupare quella sedia sono persone di San Giovanni, quindi noi tutti dobbiamo lavorare a beneficio della collettività, a beneficio di tutti noi perché siamo tutti San Giovanni Suergiu. Io poi vado a casa stasera comunque con la serenità di aver lavorato bene, di aver avuto una squadra nella mia lista di persone che hanno lavorato bene, in maniera corretta, in maniera educata e con rispetto. Abbiamo fatto una campagna elettorale per me esemplare, quindi questo è quello che mi permette di accettare ancora con maggior serenità questo risultato di questa tornata elettorale, perché il rispetto della persona deve essere sempre in primo piano e in questo bisogna investire anche in campagna elettorale. Io l'ho fatto
e quindi faccio ancora i miei auguri di buon lavoro ad Elvira e alla sua squadra, sperando che tutti insieme poi si possa veramente contribuire per migliorarla sempre più, la nostra comunità, e raggiungere anche gli obiettivi che tutti noi ci siamo, diciamo, prefissati. Bene, facciamo anche una stretta di mano in diretta, così Facciamo la vedono una anche i stretta di mano in radioascoltatori. diretta, assolutamente. Ma ci siamo anche abbracciate prima, senza problemi. Assolutamente. Di nuovo auguro ad entrambe, perché Grazie. comunque anche fare opposizione è una parte della politica che ancora viene quasi dimenticata, ma è fondamentale per la democrazia. Certo, Dentro ma la va fatto democrazia sempre c'è con lo l'opposizione. spirito giusto, perché sedere tra i banchi dell'opposizione non significa sabotare o ostacolare le iniziative dell'amministrazione in carica, significa valutarle e, se congrue e opportune, sostenerle. Io, Elvira lo sa, ne ho fatte, ci siamo su questo interfacciate diverse volte, continuerò a farlo senza problemi. Perfetto, vi ringraziamo. Grazie a ci sentiamo tutti, buona dopo. serata, grazie. Assisteremo anche poi dopo, sicuramente ci sarà sicuramente, Grazie. giusto Elvira, anche andremo in comune, perché quindi vi seguiremo anche lì e così Per la vediamo un po' di proclamazione. festeggiamenti. Ti lascio alle chiamate e agli adempimenti.